La Sicilia verso la zona arancione, aumentano i posti Covid in ospedale, da lunedì al via le domande per il bonus alle aziende. Oggi giornata delle Forze Armate, si commemorano i caduti della Prima Guerra Mondiale, cerimonia ad Agrigento. Recuperato un cadavere al largo di Lampedusa e gli arrivi di migranti si susseguono uno dietro l'altro, un gommone stava affondando. Qualcuno non accetta la mascherina, un po' come gli untori di AIDS che sono stati poi condannati dai tribunali. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo del coronavirus perché la Sicilia va verso la zona arancione, questo significa stop agli spostamenti tra comuni. Il Premier Conte ha firmato il DPCM che prevede limitazioni diverse in base alla classificazione delle regioni, ma la classificazione è ancora al vaglio di Roma. Tutte le ultime notizie nel servizio di Lello Casesa. Siamo costretti a intervenire in un'ottica di prudenza e massima precauzione per attuare ulteriori misure e perseguire una più stringente strategia contenitiva e mitigativa del contagio. Questa strategia va necessariamente modulata in base alle differenti criticità rilevate nei territori. Il prossimo DPCM individuerà 3 aree corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per ciascuno dei quali sono previste misure via via più restrittive. Per l'intero territorio nazionale pensiamo di disporre la chiusura nei giorni festivi e prefestivi dei centri commerciali, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, negozi di genere alimentare, tabacchi ed edicole che sono all'interno di questi centri commerciali, ovviamente in ragione della maggiore attrattività che questi spazi suscitano, in particolare nel weekend. Firmato in nottata durante la lunga attesa del risultato delle elezioni americane il nuovo DPCM che istituisce una metodologia diversa tra le regioni italiane a seconda della fascia del contagio, definendo zone rosse ad alto rischio, arancione zone intermedie e verdi più sicure per individuare meglio le regioni italiane. Poche concessioni accolte dalle regioni con un capitolo a parte che riguarda i fondi cosiddetti ristori alle attività maggiormente colpite, inizialmente pochi, ma poi aumentati da destinare alle regioni più contagiate che dovranno essere con le saracinesche chiuse per almeno 2 settimane. Il decreto Conte garantisce il coinvolgimento delle regioni per stabilire in quale fascia la stessa appartiene, con il coinvolgimento diretto dei governatori nella cabina di regia, precisando altresì che il Ministero della Salute emetterà le ordinanze di chiusura sentiti i presidenti delle regioni. Questo è il primo risultato ottenuto dai presidenti di regione. Il governo dovrà adottare e trovare nelle prossime ore i soldi necessari per sostenere la rabbia di commercianti, ristoratori, gestori di bar nelle zone particolarmente rosse. L'unica curiosità che emerge è che rispetto alla bozza pomeridiana c'è una novità. Barbieri e parrucchieri potranno restare aperti anche nelle regioni rosse. Coprifuoco in tutta Italia, deciso dalle ore 22 alle ore 5 del mattino. Sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative e da situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. In ogni caso fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche per tutto l'arco della giornata di non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. Solo nelle prossime 24 ore sapremo in quale categoria sarà collocata ogni regione in base all'indice RT e ad altri 21 criteri. Una classificazione destinata a suscitare polemiche, come già si è capito dallo scontro avuto ieri sera tra governo e presidenti di regione. La Sicilia dovrebbe essere zona verde, con regole meno rigide ma comunque più restrittive rispetto al decreto dello scorso 24 ottobre. Il coprifuoco scatta alle ore 22. Da quel momento e fino alle 5 del mattino è vietato uscire di casa, salvo motivi di salute e di lavoro.
Alle scuole superiori ci sarà la didattica a distanza al 100%, nel trasporto pubblico è prevista una capienza dimezzata, 50% su bus, metro e treni regionali. I centri commerciali sono chiusi nel weekend e nei giorni festivi, si fermano anche i musei, le mostre, le sale bingo, bloccate le crociere. Vengono sospesi i concorsi pubblici, anche quello della scuola, con l'eccezione di quelli che riguardano il personale della sanità. Sarà consentito l'accesso ai parchi sempre rispettando la regola del distanziamento di 1 metro. Partirà nuovamente con moltissima probabilità la famosa autocertificazione in versione modificata, fortemente voluta dal ministro Speranza, da presentare quando si dovrà uscire dopo le 22, ossia quando scatterà il coprifuoco nazionale. Nei comuni della provincia di Agrigento si registrano 92 positivi, il giorno prima erano stati 56 su 277 tamponi eseguiti. Dei nuovi positivi 91 sono stati posti in quarantena, sono 534 in totale le persone che sono in isolamento domiciliare e 1 è stato ricoverato in ospedale. I guariti della giornata di ieri sono stati invece 18 e in totale fino ad ora sono 377 coloro che si sono lasciati l'incubo dietro le spalle. Critico, molto critico, il sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro sulla linea politica del governo ferma e rigida sulla scuola. Sentiamolo. Applicheranno una situazione diversa in base alla fase e agli scenari che ci sono nelle varie regioni, ma gli scenari vengono fuori dai tamponi effettuati. Quando le regioni non effettuano tutte in ugual misura i tamponi in base a una proporzione relativa agli abitanti, come si può fare una scelta del genere? Dovrebbero obbligare le regioni a fare tutti i tamponi in rapporto agli abitanti con la stessa percentuale. Allora avremo un dato nazionale che corrisponde realmente alla situazione che si è verificato nella regione. Poi vedo delle posizioni di forza che devo dire francamente come uomo delle istituzioni non posso accettare. Non è più forte chi riesce a mantenere le sue posizioni. Io mi riferisco, non è che il ministro Franceschini, perché per salvaguardare la salute pubblica dei cittadini, di tutti gli italiani, ha deciso di dire sì per la chiusura dei musei, dei teatri, dei cinema, è più debole della ministro Azzolina che ancora insiste su una posizione, devo dire io, sbagliata, perché sono convinto che il ministro Azzolina non conosce neanche il numero degli utenti, dei ragazzi che frequentano la scuola dell'infanzia e la scuola primaria. Perché se guardasse un attimino i numeri e vedesse che sono 3.400.000 bambini che ogni mattina devono uscire da casa per andare a scuola, accompagnato da altri 3.400.000 genitori che sono costretti quindi ad accompagnarla a scuola, a intrattenersi con le altre mamme, a parlare, non dico l'ingresso, ma l'uscita, che arrivano 5-10 minuti prima dell'uscita, si vengono a creare davanti alla scuola tutte queste mamme che parlano tra di loro, per non parlare poi dei bambini. Io vorrei capire come si fa a sostenere la tesi che per evitare il contagio bisogna avere una distanza di sicurezza, le mascherine ed evitare assembramenti. Io vorrei capire come si ci spiegano a questi bambini a 4 anni, a 3 anni, a 5 anni, che bisogna mantenere una distanza, che non bisogna abbassare la mascherina, che non bisogna parlare tra di loro. Mi sembrano delle posizioni assurde che si vengono. Se dobbiamo chiudere, chiudiamo tutto per un mese. Il mese di novembre è stato sempre un mese che ha visto sotto certi aspetti ferma l'economia di un paese. E riapriamo tutti insieme a dicembre, per come è giusto che si faccia. Invece no, chiudiamo alcune attività ora, altre rimangono, poi si aumenta il contagio, chiuderanno pure le altre, poi si aumenta ancora e chiuderanno pure le altre, per cui gli esercizi commerciali che hanno chiuso per prima chiuderanno per 3 mesi. Secondo me è sbagliato. Io devo dire francamente che non vorrei, dico, che continuasse su una posizione in cui oltre ad avere l'incubo del virus ci sia pure l'incubo di qualche ministro. Capisco che ci sono alcuni genitori che per andare a lavorare devono portare i bambini a scuola
E di questo bene, basta dare le risorse finanziarie ai sindaci e creeranno il modo come fare andare a lavorare le mamme e c'è qualcuno che possa anche fare delle lezioni ai bambini in videoconferenza con le insegnanti, perché possono assistere i bambini in luoghi che i comuni metteranno a disposizione, ma non si può però allargare e generalizzare a tutti, perché secondo me quando si generalizza tutti usano gli stessi comportamenti, cioè portare i bambini a scuola, ci sono 3.400.000 persone che la mattina devono accompagnare i propri figli a scuola. Secondo quanto richiesto dall'assessore regionale alla sanità Ruggero Razza, si è tenuto in ospedale ad Agrigento un vertice sulla necessità di aumentare il numero dei posti Covid a San Giovanni di Dio. Erano presenti il commissario dell'ASP Mario Zappia, il direttore sanitario Gaetano Mancuso, il sindaco di Agrigento Franco Miccichè, l'assessore comunale alla sanità Giovanni Vaccaro, in camice nella doppia veste di medico e appunto assessore, il dirigente medico del nosocomio Calogero Bonfanti, il dirigente di presidio Vincenzo Asaro. Sono state vagliate diverse ipotesi e soluzioni. Alla fine è stata concordata la possibilità di passare dagli attuali 28 a 80 posti Covid nell'ospedale San Giovanni di Dio. E l'ospedale di Ribera mantiene sia gli istituti clinici Maugeri che il reparto Covid, che verrà realizzato al primo piano. A darne notizie è il presidente della Commissione regionale sanità Margherita La Roccaruvolo. Vediamo. Soluzione per l'ospedale di Ribera, questo è il lavoro fatto dalla Commissione Sanità presieduta dall'onorevole Margherita La Roccaruvolo, salvaguardare la Fondazione Maugeri da un lato, dall'altro realizzare il reparto Covid come prevede la rete ospedaliera. Dopo tante polemiche, afferma l'onorevole La Roccaruvolo, si è trovata la soluzione, sia dove allocare il reparto della Maugeri al suo interno e dove sistemare il reparto Covid al primo piano della struttura ospedaliera di Ribera. In queste settimane abbiamo lavorato tutti insieme a trovare soluzioni per l'ospedale di Ribera. Da un lato salvaguardare la Fondazione Maugeri che è allocata all'interno dell'ospedale, dall'altro lato realizzare il reparto Covid così come la rete ospedaliera Covid prevede. Devo dire che dopo settimane di interlocuzioni, dopo settimane di confronto e anche tante polemiche, a volte anche inutili, la soluzione è stata raggiunta, è stata trovata l'alternativa a dove allocare il reparto della Maugeri mantenendolo all'interno dell'ospedale di Ribera e come continuare i lavori per il reparto Covid che sarà allocato al primo piano. Per tutto questo voglio ringraziare la tenacia, la disponibilità, l'attenzione che l'assessore Razza ha avuto per il nostro territorio, per la città di Ribera, per l'ospedale di Ribera, per l'ASP di Agrigento. Voglio ringraziare il direttore generale, il dottore Zappia, per il lavoro che in questi 3 mesi ha fatto. Da quando è arrivato non ha cessato un momento di trovare soluzioni e momenti di confronto che sono stati fondamentali anche con le autorità locali. L'ultimo la settimana scorsa con il neo sindaco, l'avvocato Matteo Ruvolo, che da subito, dal suo insediamento, si è attivato assieme a tutti noi per trovare soluzioni che fossero congrue con scelte di buonsenso da un lato, di attenzione al territorio dall'altro, del mantenimento di ciò che all'ospedale di Ribera c'è e dall'altro lato far sì che l'ospedale di Ribera possa in questo primo piano trovare la collocazione all'ospedale, il reparto Covid. Per tutto questo voglio ringraziarvi. Quando saranno firmati gli atti, ieri sono stati fatti dei sopralluoghi, trovate le soluzioni e portato avanti il lavoro, il tutto diventerà ancora più tangibile. Intanto grazie a tutti per il lavoro che abbiamo fatto sinora. E mentre la Sicilia è in bilico tra l'essere zona verde o arancione, c'è chi continua a sottovalutare il problema, qui come accade anche dall'altra parte del mondo. Eugenio Cairone. Ci sarà da attendere ancora molto per conoscere l'esito delle elezioni USA. Intanto Trump è disposto a vendere cara la pelle e minaccia il ricorso alla Corte Suprema, temendo eventuali brogli. Il presidente, insomma, teme di essere derubato. Il voto degli americani si è trasformato in un referendum sul presidente, il quale ha dichiarato che il momento è davvero triste. Allora, abbiamo appena ascoltato pochi minuti, per la verità non tantissimi, Donald Trump, qualche minuto anche
il suo vice nella list room con 250 invitati, tutti quanti senza mascherina. Ma quel che è triste sicuramente è vedere i suoi sostenitori sfidare il buonsenso, tutti senza mascherina e attaccati uno all'altro. La cosa certo non sorprende, conoscendo l'insofferenza di Trump per le mascherine e il distanziamento sociale, ma è di una gravità inaudita quello che è accaduto e che probabilmente si ripeterà sotto gli occhi del candidato presidente che il virus lo ha conosciuto, ma non ha modificato minimamente il suo pensiero, mantenendo un rapporto difficile con gli scienziati, che ha addirittura denigrato. Non abbiate paura, aveva detto Trump agli americani dopo le sue dimissioni dall'ospedale. Noi, aveva aggiunto, il Covid lo sconfiggeremo. Alla luce di quanto avviene, sembrano essere delle semplici argomentazioni di campagna elettorale. L'esempio non è per nulla incoraggiante e chissà che gli stessi scienziati non abbiano un peso sulle elezioni. Rinnovate le cariche dell'Ordine dei Medici di Agrigento. Santo Petruzzella, 70 anni di Favara, è il nuovo presidente dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Agrigento. Arturo Cantella. Eletto nella giornata di ieri sera il presidente dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Agrigento, il dottor Santo Petruzzella, originario di Favara, risultato anche il più votato alle recenti elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine nella lista Uniti per l'Ordine. Santo Petruzzella succede al dottor Giovanni Vento, rappresenterà i medici della nostra provincia fino al 2024. A coadiuvare il dottore Petruzzella saranno il dottor Piero Luparello, nella qualità di vice, il segretario dottor Giuseppe Amico e il tesoriere Gino Cacciatore. Rinnovato anche il Consiglio dell'Ordine, di cui fanno parte i dottori Geraldo Alongi, Michele Botta, Luigi Burruano, Salvatore Casà, Pietro Curella, Pachito Danile, Salvatore Di Rosa, Giuseppe Ferraro, Cettina Giambrone, Carmelo Graceffa, Giuseppe Gueli, Leonardo Puma e Leonardo Russo. I revisori eletti sono stati invece i dottori Fabio Navarra e Fabrizio Rabita e Giuseppe Mascarella, alla carica di revisore supplente. È una carica importante, sono onorato, ma carico di responsabilità perché cade in un momento difficile, in un momento particolare. Ma sono fiducioso che con l'aiuto di tutti potremmo affrontare delle criticità e cercare di dare aiuto a chi di competenza a risolvere i problemi. Le problematiche sono tante in questo momento di pandemia, ecco, qual è il consiglio, anche l'opera che lei può fare a livello, diciamo, di medicina di base? Io, assieme a tutti gli amici miei, a tutti i consiglieri della lista Uniti per l'Ordine, non facciamo altro che ripetere i comportamenti che i cittadini devono avere. Non ci stanchiamo mai di dire: state il più possibile a casa, osservate le distanze, lavare bene le mani e portare le mascherine. La mascherina è importantissima. Lo chiedo quasi per favore ai cittadini, perché a volte vedo qualcuno che non è un poco incredulo forse, in ogni caso con la mascherina sotto il mento o con la mascherina sotto il naso. Assolutamente, la mascherina va indossata bene perché è la sicurezza per se stesso e per gli altri. Poco fa l'abbiamo vista che lei ha ricevuto gli auguri per il suo mandato da parte del neosindaco, che è anche un medico. Insomma, si è anche discusso delle problematiche del territorio, in particolare anche del San Giovanni di Dio, ma il nostro territorio è pronto a supportare logisticamente questo momento in cui purtroppo il Covid sta sempre giorno dopo giorno mietendo vittime. Sì, mi ha colto di sorpresa l'amico e collega Franco Miccichè
al quale già avevo fatto gli auguri e in bocca al lupo per questa carica, e ci siamo detti che lui già l'ha assunto, io sono stato eletto, l'assumerò dal gennaio del 2021, in un momento di difficoltà, perché il problema Covid non è un problema solo dei medici, è un problema del sindaco che è il responsabile della sanità, in questo caso delle città capoluogo, e devo dire che devo congratularmi con il neosindaco per le iniziative che ha avuto su questo drive-in alla zona industriale e su quello che già è in programma di fare a breve, tamponare tutti gli alunni di un istituto scolastico agrigentino con gli insegnanti e tutto il personale. Presidente, l'ultima domanda va al suo staff, il vicepresidente il dottore Luparello e il tesoriere il dottore Gino Cacciatore. Io ho accettato all'inizio la mia elezione con riserva e che mi sono riservato l'accettazione dopo l'elezione dello staff, che è il vicepresidente Piero Luparello, il segretario il dottor Amico e il tesoriere il dottore Gino Cacciatore. Persone collaudate, stimate, che sono pronte a lavorare a fare tutto il possibile per darmi una mano, ma non è solo l'esecutivo, diciamo, che deve fare questo lavoro. La mia forza è la coesione del gruppo, la coesione del gruppo è tutto il consiglio, tutti i consiglieri, tutti i 15 medici, 2 odontoiatri e tutti gli altri che fanno parte di questa tornata elettorale. Consideriamo pure i revisori, consideriamo pure gli altri amici della lista degli odontoiatri. Quindi sicuro di una loro collaborazione fattiva cercheremo di superare queste criticità in un momento così difficile. Dalla prossima settimana, dal 9 al 16 novembre, le imprese siciliane danneggiate dalla pandemia Covid hanno la possibilità di partecipare alla distribuzione del bonus Sicilia. Scopriamo chi e come nel servizio. Riecco i fondi del bonus Sicilia. Dopo il fallimento del Click Day e le polemiche che ne sono seguite, l'assessorato regionale alle attività produttive riprova a distribuire alle imprese i contributi previsti dalla cosiddetta finanziaria di guerra, approvata in primavera dall'Assemblea regionale siciliana per aggredire la crisi provocata dalla pandemia. Le istanze di partecipazione devono essere presentate da lunedì prossimo 9 novembre fino a lunedì 16 novembre. Potrà farlo chi ha sospeso la propria attività economica o ha perso almeno il 25% del fatturato durante il primo lockdown nel periodo marzo-aprile 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Sono obbligate a presentare la domanda anche le oltre 50.000 imprese che si sono registrate durante la prima fase del Click Day e che dovranno ripresentarla accettando i nuovi criteri. Il tutto è possibile tramite la piattaforma internet all'indirizzo siciliapay.regione.sicilia.it. A disposizione vi sono 125 milioni di euro che saranno distribuiti a pioggia, senza una graduatoria, tra tutte le aziende che si presenteranno sulla piattaforma e che ovviamente rispettano i requisiti, come ad esempio il fatturato contenuto entro i 2 milioni di euro. Si stima che ciascuna impresa avrà accreditato meno di 2.500 euro. Il limite massimo di accredito è di 3.500. I fondi sono attesi nella seconda metà di novembre. Per accelerare le pratiche, i controlli a campione sulla veridicità dei dati forniti dalle imprese saranno successivi all'erogazione del contributo. Le aziende destinatarie del bonus Sicilia sono le microimprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi della Sicilia con meno di 10 dipendenti. Il criterio di distribuzione dei 125 milioni sarà un contributo fisso uguale per tutti, assegnato a ogni impresa che avrà presentato la domanda. Più semplicemente, tutti i partecipanti intascheranno il contributo. Recuperato dalla Guardia Costiera nelle acque antistanti Lampedusa il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione. Molto probabilmente si tratta di un migrante che era a bordo di uno dei tanti barconi che negli ultimi giorni ha raggiunto la più grande delle Pelagie. La morte risalirebbe almeno a 4-5 giorni addietro, l'ultimo naufragio, ma ad oltre 30 miglia da Lampedusa in acque internazionali, si è verificato alla fine dell'ottobre scorso con un barchino su cui a bordo si trovavano una ventina di persone.
Non accenna a placarsi l'ondata di sbarchi iniziata lo scorso fine settimana a Lampedusa. Altri 3 barchini sono giunti nel pomeriggio di ieri e altri 3 durante la notte, aumentando a 19 il numero di approdi complessivo. Con gli ultimi approdi sono 234 in tutto i migranti arrivati nelle Pelagie per un totale di 961. Un gruppo di 86 è stato soccorso a Linosa, poi un altro barchino con 10 tunisini e ancora un natante con 85 immigrati di varia nazionalità e infine all'alba è stata agganciata un'altra piccola imbarcazione con 19 persone a bordo. Tutti, dopo un primo controllo della temperatura corporea, sono stati condotti allo spot di Contrada in Briacola, già al collasso. Il gruppo ricevuto l'esito del tampone rapido anti-Covid è stato imbarcato sulla nave Quarantena Allegra. Nella struttura d'accoglienza restano al momento oltre 1.300 persone, in particolare la Guardia di Finanza di Lampedusa nel corso dell'ondata di sbarchi di ieri ha salvato decine di migranti, tra cui alcune donne e bambini a bordo di un gommone in procinto di affondare davanti alla banchina del porto dopo aver urtato uno scoglio. Oggi 4 novembre, giornata delle Forze Armate dedicata al ricordo dei caduti nella Prima Guerra Mondiale, una delle date fondanti assieme al 2 giugno e il 25 aprile della storia d'Italia. Da Agrigento a Villa Bonfiglio, cerimonia di deposizione di corone di fiori. Il nostro direttore Arturo Cantella. Ricorre oggi 4 novembre la giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate. La manifestazione, condotta in forma strettissima per le misure anti-Covid, si è svolta a Villa Bonfiglio alla presenza del prefetto Rita Cocciufa, che ha deposto una corona di fiori davanti il monumento ai caduti, al sindaco Miccichè, che ha voluto ricordare anche il padre generale dell'esercito che ha guidato la Croce Rossa, del comandante dei carabinieri di Agrigento Vittorio Stingo, che si è soffermato sui valori della patria e sul ruolo dell'arma e delle Forze Armate. Alla cerimonia presenti anche una delegazione dell'UNUCI, ufficiali in congedo, finanzieri in congedo, Associazione Nazionale dei Carabinieri, un rappresentante dell'Associazione Bersaglieri e del Corpo della Polizia Municipale di Agrigento. Sì, oggi è un giorno importantissimo, il 4 novembre, è la festa delle Forze Armate e anche se l'unità nazionale, però capite bene in questo momento di pandemia non bisogna abbassare la guardia, quindi qua oggi siamo in pochi, siamo i rappresentanti di tutte le istituzioni agrigentine. Un giorno importantissimo, ahimè, però penso che il buonsenso prevalga su tutto. Questo per me è anche un giorno importantissimo perché oggi è l'anniversario della nascita e della morte di mio padre che era un generale dell'esercito, un generale di fanteria e oggi è anche la festa delle Forze Armate, quindi strana coincidenza, mio padre è generale, mio padre nasce il 4 novembre e mio padre muore il 4 novembre del 2008. Quindi per me è un giorno particolare, mi sento veramente commosso, emozionato, perché non credevo che proprio io potessi commemorare questo giorno e nello stesso tempo ricordare papà mio. Sindaco, è soddisfatto delle tante iniziative che state facendo? Mi riferisco un po' alla pulizia della città, qui siamo a Villa Bonfiglio, insomma tante cose in solo pochi giorni di mandato. Sì, sto cercando di riunire tutte le forze, ho riunito i miei assessori, stiamo lavorando in squadra, li sto spronando tutti e non nascondo che quasi quasi fanno a gara per chi lavora di più. Sono veramente contento di quello che sto ottenendo, anche se ancora sono pochissimi giorni, per quello che abbiamo trovato, per le difficoltà economiche di un comune, quindi non lo nascondo, però vediamo come risolvere piano piano tutte le situazioni critiche e venire incontro alle esigenze dei miei concittadini. Questa è un'occasione che ogni anno chiaramente richiama l'attenzione sull'unità nazionale, sul ruolo delle Forze Armate, ma mai come quest'anno questo richiamo è importante. Lo stiamo vedendo anche nel nostro territorio, ma lo sta vedendo l'Italia intera, l'impegno delle Forze Armate, dove per Forze Armate ovviamente intendiamo le forze armate tradizionali, ma intendiamo anche le forze, buona parte delle forze di polizia, un grande impegno su più fronti, molte volte svolto in maniera anche silenziosa, ma di grande efficacia proprio per la vicinanza a chi ha bisogno. Lo slogan scelto Io ci credo, ricordiamo che oggi è anche la giornata dell'Unità d'Italia. È la giornata dell'Unità Nazionale.
seppur nella diversità, nel rispetto delle autonomie e delle esigenze dei territori, l'Italia, ricordiamoci sempre, è un paese straordinario, è un paese che sta trovando, nonostante tutto, la grande forza di affrontare questo momento così difficile e così lungo, ricordiamoci anche questo, così lungo, con un sentimento di unità e di solidarietà. Ripeto, seppure nella diversità, seppure nei diversi livelli di governo che, come è giusto che sia e come tra l'altro prevede la nostra Costituzione, meritano tutti il rispetto del ruolo. Unità nazionale e festa delle Forze Armate per evidenziare ancora di più quel legame indissolubile che lega la nostra nazione alle sue Forze Armate, in guerra e in pace. Oggi rammentiamo, ricordiamo, commemoriamo i defunti di ieri, ma anche i defunti di oggi, i defunti coloro i quali hanno immolato per spirito di servizio la propria vita a difesa di questa grande nazione, senza retorica di vincitori o di vinti, ma soltanto per ricordare che questo è un grande paese. E mi piace ricordare al riguardo un'affermazione di un noto statista, John Fitzgerald Kennedy, che disse: non chiedete al vostro paese cosa può fare per voi, ma chiedete cosa voi potete fare per il vostro paese. Viva l'Italia, viva le Forze Armate, viva le Forze di Polizia, viva l'Arma dei Carabinieri. L'associazione ambientalista Mare Amico di Agrigento, coordinata da Claudio Lombardo, segnala come il torrente Modione in territorio di Selinunte si sia colorato di nero, questo a causa dell'inquinamento generato non solo dalle acque fognarie, quindi dalla cattiva depurazione, ma anche dalle acque di vegetazione. Vediamo. Siamo proprio dentro il parco archeologico di Selinunte e il fiume Modione è proprio qui sotto. È un fatto grave inquinare in qualsiasi posto del mondo, ma farlo qui vale 100 volte di più. Dietro di me ci sono le acque nere di fogna e di acqua di vegetazione. Queste acque inquinano il fiume, ma ciò che è peggio, inquinano il mare di Selinunte, guardate. Mare Amico da sempre si è occupato di questo problema e a questo punto dobbiamo capire cosa fare per migliorare la situazione di questo corso d'acqua. Una ditta ci ha contattato, la TP1 di Brescia, e ci ha fornito uno strumento per recuperare le acque di vegetazione, un po' come si fa nei mari quando c'è un disastro ecologico, qualche nave affonda e lascia il petrolio a mare. Abbiamo messo le nostre bande e ora vediamo il risultato. Questa è la banda di spugna che è servita per aspirare le acque di vegetazione. Come vedete, queste acque nere vengono trattenute e versate in questo serbatoio e questa operazione è stata fatta oltre che con i nostri volontari di Mare Amico, con il Rangers d'Italia di Selinunte e il parco archeologico di Selinunte. È incredibile come ancora nel 2020 vi siano depuratori che non funzionino e di imprenditori delinquenti che abbandonano le loro acque di vegetazione nei fiumi e nei mari. Mare Amico lancia un appello all'amministrazione di Castelvetrano e alle forze dell'ordine affinché tutto questo termini una volta e per sempre. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Pescherecci sequestrati, profonda preoccupazione per la sorte dei 18 membri dell'equipaggio fermi in Libia ormai da più di 2 mesi. Il presidente della regione Musumeci sollecita il ministro degli esteri Di Maio per un incontro con le autorità libiche. C'è il servizio. Un incontro ufficiale con le autorità libiche per giungere all'auspicata positiva soluzione della vicenda.
Lo ha chiesto il presidente della regione siciliana Nello Musumeci in una nota inviata al ministro degli esteri Luigi Di Maio in merito ai pescherecci di Mazara del Vallo, Antartide e Medinea sequestrati il 1 settembre a 35 miglia dalle coste di Bengasi. Sono certo, ha scritto Nello Musumeci, che anche lei condivide il mio stesso sentimento di profonda preoccupazione per la sorte dei 18 membri dell'equipaggio fermati in Libia ormai da più di 2 mesi. La sollecitata attivazione di una delegazione della quale ritengo di dover fare parte sia come governatore della regione di appartenenza dei pescatori sia in qualità di presidente della Commissione Intermediterranea d'Europa, potrà rappresentare un intervento concreto per ribadire con la massima fermezza la volontà di ottenere l'immediato rilascio dei marittimi e dei pescherecci sequestrati. Lo scorso 11 settembre il governatore Nello Musumeci si era rivolto direttamente al presidente del Consiglio Giuseppe Conte per un suo intervento, ricevendo assicurazioni in tal senso dal premier, eppure nessun gesto, nessun atto ancora sembri portare alla soluzione, e cioè alla liberazione dei 18 marittimi ancora in mano ai libici. Arrestati per bancarotta gli ex proprietari del Palermo Calcio. Arturo Cantella. La Guardia di Finanza di Palermo ha arrestato gli imprenditori Salvatore e Walter Tuttolomondo, 2 fratelli ex proprietari del Palermo Calcio, e notificato la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e il divieto di esercitare imprese per 1 anno, e tra di loro collaboratori Roberto Bergamo, Tiziano Gabriele e Antonio Atria. Contestualmente le Fiamme Gialle hanno eseguito il sequestro preventivo di somme di denaro per circa 1.395.000 euro. Agli indagati vengono contestati i reati di bancarotta fraudolenta indebita, compensazione di imposte con crediti inesistenti, autoriciclaggio, falso e ostacolo alle funzioni di vigilanza della Commissione di vigilanza sulle società di calcio denominata Covisoc. L'operazione, denominata Tempi Supplementari, è stata condotta su delega della Procura della Repubblica, dai finanzieri del Comando Provinciale di Palermo e dal Nucleo della Polizia Valutaria di Roma. Le indagini condotte dagli investigatori del Nucleo della Polizia Economico-Finanziaria di Palermo, Gruppo Tutela Mercato Capitali, e prendono le mosse dalla cessione delle quote dell'Unione Sportiva Città di Palermo effettuata nel 2019 al prezzo di 10 euro a favore della società Sporting Network SRL, società controllata dall'Arcus Network SRL, riconducibile ai fratelli Tuttolomondo. Le indagini sono state portate avanti con intercettazioni telefoniche, accertamenti bancari, analisi di documenti, hanno permesso di delineare gravi indizi circa la commissione di reati nel corso dell'acquisizione e della successiva gestione della predetta società calcistica. Secondo l'accusa, i fratelli Tuttolomondo, con l'aiuto di professionisti e uomini di fiducia, avrebbero saldato debiti fiscali mediante utilizzo in compensazione di crediti fiscali inesistenti per 1.400.000 euro, effettuato false comunicazioni alla Covisoc in relazione all'assolvimento degli adempimenti relativi al pagamento degli stipendi ai dipendenti, al versamento delle imposte, in pendenza di richiesta di concordato preventivo, effettuato pagamenti non autorizzati dal Tribunale di Palermo per oltre 200.000 euro a favore di professionisti di riferimento in danno agli altri creditori, distratto la somma di oltre 341.000 euro dal conto corrente della società a favore di una società a loro riconducibile priva di reale operatività, giustificando l'operazione quale anticipo del compenso previsto per l'affidamento di un incarico di consulenza in realtà simulato. A giugno del 2019 l'Unione Sportiva Città di Palermo, non avendo dunque regolato entro i termini previsti gli adempimenti richiesti in materia di pagamento delle imposte in merito alla corresponsione degli stipendi e degli emolumenti spettanti ai calciatori e ai dipendenti, non otteneva così l'iscrizione al campionato di Serie B, in quanto la Lega Calcio e la Covisoc non ritenevano sussistenti i requisiti minimi previsti dalla normativa in materia. Lavori in corso allo stadio di Porto Empedocle. Tonino Butera.
È con piacere che siamo negli spogliatoi, nei nuovi spogliatoi rinnovati dello Stadio Coldora col sindaco Ida Carmina. Sindaco, finalmente questo stadio diventerà un vero gioiello. Sì, via via, passo dopo passo, assumono concretezza le nostre fatiche, perché con fermezza e volontà abbiamo portato avanti questo progetto difendendolo da altri comuni, da altri enti che avrebbero voluto realizzarlo nei loro territori, invece siamo riusciti a portarlo qua, in questo quartiere che ha tanta necessità di una rigenerazione urbana, e confidiamo che questo gioiello vero e proprio, questo manto erboso, possa essere di speranza per tutta la città, che in questo momento ha tanta necessità di vedere il verde in fondo a questo tunnel del coronavirus. I giovani di Porto Empedocle, la squadra di calcio, la famosa Empedoclina, vuole al più presto ritornare allo stadio. La ditta Zaccaria sta facendo salti mortali per completarla al più presto. C'è anche un piccolo problema, abbiamo parlato con l'assessore Urso per il muro di cinta, altrimenti dico sarebbe un'opera a tre quarti. Sì, noi cerchiamo di fare in modo da trovare le risorse per completare definitivamente questo campo. È già un significativo passo avanti che la squadra possa tornare qua con gli spogliatoi rinnovati, il campo adatto ad una squadra che merita davvero di avere un gioiello a disposizione, perché lo sport empedoclino è sempre stato ad altissimi livelli. Oggi è il 4 novembre, dopo la deposizione della corona in mezzo, diciamo, alla cittadina di Porto Empedocle, c'è l'assessore e vice sindaco Salvatore Urso allo stadio comunale dove proseguono i lavori. Assessore, sembra che le cose vadano per il verso giusto, ho visto già il sottofondo fatto, è già arrivata l'erbetta sintetica. Sì, il sottofondo è stato fatto, è stato spianato chiaramente regolarmente come da linee guida, è arrivata la sabbia proprio questa mattina, stiamo procedendo e sono costantemente in cantiere per cercare di chiaramente verificare le operazioni e cercare di essere che vengano rispettate ovviamente nel miglior modo possibile. È arrivata la sabbia appunto oggi, siamo pronti, attendiamo la Lega che esprima un parere preliminare a quello che poi sarà l'omologazione definitiva per cominciare la posa del manto erboso, quindi avviare il geodrenaggio, avviare la posa appunto poi anche della sabbia negli intarsi e piazzare il manto erboso. Stiamo lavorando, si procede abbastanza bene, siamo assolutamente soddisfatti, lo sono, è un qualcosa a cui tengo tantissimo personalmente, quindi andiamo avanti in questa direzione. Ho fatto già delle immagini, c'è quella gradinata, non è colpa sicuramente di questa amministrazione e di nessuno perché è caduto il muro, si poteva magari fare qualcosa negli anni precedenti. Sì. Per aprire la struttura lei ben sa che questo muro deve essere sistemato. Cosa farete? Assolutamente. Allora, innanzitutto dice benissimo, purtroppo il crollo, essendo postumo, non rientra in quello che era il finanziamento e in quello che era l'opera che stiamo andando a realizzare. Quindi è semplicemente questo il motivo tecnico per la quale non si può intervenire, se non altro in questa fase. Cosa stiamo facendo? Abbiamo già, ma questo risale già anche a qualche anno fa, abbiamo già dato un atto di indirizzo su Cassa Depositi e Prestiti per utilizzare un eventuale ribasso del lungomare Nettuno per lavorare, per intervenire sulla tribuna, ma non è escluso nemmeno nelle ultime ore un interessamento da parte di aziende esterne che magari possano finanziare quest'opera. Ci teniamo particolarmente perché chiaramente la tribuna è il corollario di un impianto del genere e non può il pubblico empedoclino e tutti i suoi tifosi, io in primis, non essere seduto in tribuna per una gara del genere. Però andiamo per step, dobbiamo innanzitutto concludere quest'opera, portare a termine questo finanziamento, dopodiché ci concentreremo assolutamente sul cercare di dare una soluzione in merito agli spettatori e alla tribuna, perché ci sta veramente tanto a cuore. Giornalista da 50 anni, l'intervista a Gaetano Allotta del nostro direttore Arturo Cantella. Dottore Allotta, un'attestazione da parte dell'Ordine dei giornalisti dove si dice insomma che lei è iscritto da tanti anni all'albo dell'Ordine dei giornalisti, oltre 50 anni. Mi piace ricordare che da 50 anni sono iscritto all'Ordine, però mi piace principalmente ricordare che la mia attività giornalistica è incominciata molto tempo prima. Io ero corrispondente di un giornale che usciva a Catania, si chiamava il Corriere di Sicilia, che ora non esce più da tanto tempo.
e ricordo che trasmettevo i miei pezzi via telefono con carico in partenza dal giornale, oppure mandavo un fuorisacco che portavo direttamente al treno, e poi lo stenografo scriveva il pezzo e lo passava all'inotipista. Erano tempi eroici, non c'erano tutte le attrezzature moderne che ci sono ora. E io ho nel mio curriculum, diciamo così, di giornalista, ho avuto tanti periodi. Un primo periodo è stato quello di cui accennavo poco fa, ma poi quando ero in servizio come intendente di finanza collaboravo con la rivista Tributi, con la rivista della Guardia di Finanza, con la rivista L'Esattore. Erano tutti articoli che avevano un certo pregio di carattere scientifico e che mi davano modo di espletare la mia preparazione professionale e che mi servivano anche, perché no, anche ai fini della carriera. Però quella del giornalismo è stata sempre un'attività che è stata congeniale al mio carattere, perché c'era un mio amico che diceva che in qualcuno di noi nelle vene, anziché scorrere sangue, scorre inchiostro. La manifestazione per via del Covid la festa non si è potuta fare, ma diciamo c'è stata un'attestazione da parte dell'ordine scritta. Il presidente dell'ordine mi ha mandato la medaglia con una bella lettera commovente, ricordando che di solito questi riconoscimenti vengono dati annualmente in occasione dell'assemblea dell'ordine. Ricordo io per esempio che quando ho avuto la medaglia d'argento per i 35 anni la manifestazione si è svolta a Siracusa con grande solennità e con grande partecipazione dei colleghi giornalisti. Però i tempi sono quelli attuali e quindi bisogna fare di necessità virtù, e allora l'ordine si è deciso, anziché di aspettare ancora, perché la concessione della medaglia è del 2019, però ripeto, dato il tempo trascorso, l'ordine ha preferito mandarli per posta, come dicevo, con una bella lettera del Presidente che mi ha fatto gli auguri anche a nome del Consiglio dell'Ordine. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.